Presidente Serracchiani ha visitato Elica, azienda ubicata in montagna, innovativa e tecnologica. Beh, intanto è un'eccellenza del nostro Friuli Venezia Giulia, è un'azienda che investe molto in innovazione, ricerca e che si è specializzata in un settore che adesso sta diventando sempre più interessante, cioè quello dei rilievi dei dati di tanta natura che riguarda il nostro terreno, ma anche non solo il nostro terreno e che possono essere utili in tante circostanze, dagli incendi al ritrovamento delle persone, alla pianificazione territoriale, soltanto per dirne alcuni. Quindi credo che sia davvero l'occasione anche per il nostro territorio, in particolare la nostra montagna, di poter dire la propria in un settore così particolare. Da sopra non si vede fumo, assolutamente. No? Invece stanno ancora sotto. Hai messo il 3D tu che... Miniaturizzare l'elettronica e portarla nelle cose quotidiane è una delle attività di Eurotech, l'azienda che ha visitato oggi, Presidente. Cosa ne pensa? Beh, anche qui ci troviamo di fronte ad un'eccellenza della nostra regione, ormai nota direi a livello mondiale, anche perché si tratta di un'azienda che ha sede ormai in tutto il mondo. Estremamente interessante perché le frontiere appunto della miniaturizzazione, della digitalizzazione anche delle cose quotidiane e anche la necessità di avere delle performance sempre più elevate, ad esempio nella capacità di gestire i calcoli e i dati, ci permettono di far sì che insomma, questa azienda che in tanti anni sta sviluppando questi settori possa essere non solo un'eccellenza ma avere anche in prospettiva molto da dire al mercato mondiale. E riusciamo nonostante tutto ad avere una potenza di calcolo